Eccoci di nuovo, seconda parte di preview con i fari puntati sul Sorrento, prossimo avversario del Catania. Abbiamo detto che oggi se ne è parlato un po' pochino nella conferenza stampa, soprattutto sulla situazione post-Cosenza. Si è argomentato, d'altronde l'abbiamo fatto anche noi, ma adesso concentriamoci sul Sorrento e sentiamo anche quello che ha detto Toscano sul Sorrento, sulla formazione di Conte. Sentiamo. Un punto, ma forse ne meritava qualcuno in più per le partite che abbiamo visto. Ha fatto sempre delle buone gare, qualche partita meritava qualche punto in più. Ripeto, è una squadra a cui piace giocare, che ti sollecita soprattutto nelle rotazioni e nel modo di attaccare gli spazi, e l'abbiamo studiato in questo. Poi è normale che se ha un punto ha dei punti deboli dove noi dobbiamo mettere le nostre qualità. Queste dunque le dichiarazioni di Toscano sul Sorrento. Un punto fino ad ora in classifica, poco però per quello che ha fatto vedere il Sorrento in Non deve ingannare Marco, non deve ingannare un punto in 4 partite, perché il Sorrento ha perso le altre 3 di misura e addirittura a Salerno vinceva 1-0. Ha ribaltato la Salernitana l'incontro, ma negli ultimi minuti il Sorrento ha fallito un calcio di rigore. Quindi è una squadra che gioca, a viso aperto, con la mentalità del proprio allenatore, che ricordiamolo, Mirko Conte ha fatto una grande carriera da calciatore e ha lavorato bene anche a Torre del Greco con la Turris. È un allenatore moderno, gli piace giocare soprattutto da dietro, utilizza molto l'apporto del portiere, quindi Arrasier sarà molto preso in considerazione nella costruzione del gioco, e quindi una squadra fresca, giovane, altoatesino il portiere. Fresca, giovane, che può impensierire in questo momento mentalmente un attimino il Catania, quindi occhio, non si deve pensare alla partita di mercoledì col Trapani. Che questa è la partita facile. Questa è una partita fondamentale da vincere. Allora, Ermanno, vengo da te perché tentiamo come al solito di incrociare anche l'angolo tattico, situazioni legate al Catania con quelle del Sorrento. Partendo dalla ricerca del quarto posto per il Catania, una caratteristica che abbiamo riscontrato poco, per la verità, anche a Cosenza, ma tanto durante tutto il campionato fino ad ora. Sì, quando già dalla prima volta, no, in trasmissione abbiamo parlato di costanti tattiche, di principi tattici che si ripetono nel corso delle settimane, questo è uno di quelli, ovvero la ricerca del quarto posto. Possiamo partire col video. Abbiamo un 1 contro 1 in fascia con Cicerelli che punta il suo diretto avversario, uno dei pochi 1 contro 1 che vince Cicerelli durante tutta la gara. Forte che occupa lo spazio centrale, Casasola che già si inserisce in quello spazio che è chiamato la zona del secondo palo, la zona cieca rispetto all'ultimo difensore avversario, della linea avversaria. Qui questo cross che non è proprio ottimo, la palla rimane lì e si crea pericolosità. Su questo clip video mi voglio soffermare principalmente su quello che è la presenza di Forte, che si sa muovere bene dentro l'area, che è comunque un qualcosa di cui abbiamo parlato durante le scorse settimane. La presenza di Casasola, che si sa muovere bene e sa attaccare bene l'area di rigore, anche se qui non viene servito proprio nel modo migliore. Però c'è un altro punto, Marco, su cui mi voglio soffermare, è la presenza di D'Ausilio. Jimenez, quando fa il trequartista, in questi cross lo ritroviamo sempre tra Forte e Casasola, o Cicerelli stesso lo troviamo tra Forte e Donnarumma. In questo caso D'Ausilio è un po' troppo staccato, non riempie l'area, non riempiendo l'area non permette al Catania, su quelle ipotetiche seconde palle o palle transitorie, di andare a attaccare e ricreare quello che è un tap-in che potrebbe essere vincente. La fase in non possesso invece del Sorrento, perché sì, abbiamo visto che la squadra è compatta sicuramente, con le due linee, quella 5 la difesa è un 3-5-2, ma in realtà in fase non possesso è un 5-3-2 reale, ma comunque concede poi sotto l'aspetto dei cross. Non concede sotto l'aspetto dello spazio, okay, perché sotto l'aspetto dello spazio copre bene lo spazio, le linee sono molto strette, i reparti sono molto chiusi. Hai parlato del 5-3-2, lo vediamo qui benissimo in grafica. Gli unici che rimangono sopra sono i due attaccanti, D'Ursi e Sabatani. In questo caso vedi come si ricompattano, esce la mezzala, i 5 sono molto stretti dentro, però vedi
vedi su queste palle aeree, vedremo più clip, in questo caso qua si crea addirittura un 4 contro 4, su queste palle aeree Carrillo così come Fusco di Somma alle volte non sono proprio perfetti. Qui vediamo un'altra situazione, ovviamente qui il Sorrento che si trova in una situazione di vantaggio a Salerno, quindi abbassa molto le linee, però vedi poca distanza tra i reparti. Qui vediamo Arrasser su un duello di 2 contro 1, quindi una superiorità netta del Sorrento, un'uscita un pochettino avventata, la palla rimane lì, è quello che ti chiamo il tap-in non vincente, in questo caso non trova il gol. Qui invece vediamo il mister ha parlato di costruzione, costruiscono tanto e ricercano molto il gioco, sia col portiere che col loro play, che è Franco, che vedremo successivamente. Qui la palla viene spizzata, di Somma non riesce a liberare bene, vediamo come ricompattano in questa transizione molto velocemente le linee, si crea nuovamente questo 5+3, però poi sul cross vediamo intanto l'errore di Carrillo molto distante da Inglese e soprattutto Crecco che perde completamente Capomaggio, che fa questa mezzaluna, gli taglia davanti e diciamo, trova la rete. Capomaggio che sappiamo non essere un esterno, però in questa situazione tattica si trova in quella posizione di campo, quasi a ricordare Casasola su un possibile cross da sinistra da parte di Donnarumma o Cicerelli. Chiaro e evidente, no? Questo 5-3-2. Sì, no, si vede una squadra molto ben addestrata, diciamo che magari nelle componenti nei componenti del quartetto difensivo, portiere e i 3 difensori centrali, 2 Arrasierra e Di Somma non erano proprio dei titolari l'anno scorso, erano delle seconde scelte, adesso sono dei titolarissimi e magari ne risente un po' la qualità del pacchetto difensivo, considerando che anche Fusco è abbastanza lento e che Carrillo, che è un ex Catania, è un giocatore sicuramente importante, ma dal punto di vista fisico concede anche lui qualcosa. Sì, concede qualcosina mister, sicuramente, l'abbiamo visto a Catania nel 2014, Fusco l'anno scorso non era una delle prime linee del Benevento, se si può dire, e Arrasser, come dici tu mister, è entrato e subentrato come portiere titolare, però un 2005, c'è da dire questo, scuola su Tirol, ha fatto vedere ottime parate all'interno dello specchio, un po' meno sicuro nelle uscite, quindi qualcosina la concede, però è un portiere che secondo me di ottima prospettiva, quindi hanno dei giocatori abbastanza interessanti, ma lasciano spazio lasciano spazio, nonostante siano così concentrati lì di dietro. Io torno dalla nostra concentratissima Anna che ci dà ancora qualche dettaglio, qualche messaggio da casa. Per Marco, Jimenez in quel ruolo non può giocare, fateglielo capire a Toscano. Sono convinto che questa squadra sia da promozione diretta, la Salernitana sarà forte ma non mi impressiona. Ancora per Carlo, non abbiamo ancora visto il vero Corbari, sei d'accordo? Ok. Buon pomeriggio, chiedo se la partita con il Cosenza è stato un errore di arroganza di Toscano nel fare la formazione, in particolare il primo tempo. Renzo Giandinoto. E ancora, non sottovalutiamo il Sorrento. A Salerno ha perso immeritatamente, è un'ottima squadra. Buon pomeriggio, mister Toscano non è preoccupato degli infortuni e questo mi preoccupa molto se lui non si preoccupa. Ecco, è un bel gioco di parole per riuscire ad arrivare alla soluzione. Se non si preoccupa lui, però è giusto che se lui non si preoccupa accettiamo la sua non preoccupazione. Corbari è meno rispetto a quello che ti aspettavi in questo momento? Corbari è un pitbull di centrocampo, secondo me, un giocatore che fa bene la fase di interdizione, si è ancora visto poco in una delle sue prerogative maggiori, che è quella dell'inserirsi e fare gol e fare male alle difese avversarie. Questo l'abbiamo visto poco, anche perché la disposizione a 2 in mezzo al campo gli consente meno di assaltare la porta avversaria. Allora io andrei, intanto sui Jimenez, fateglielo capire. L'abbiamo analizzato anche un pochettino dal punto di vista tattico. Abbiamo fatto anche la domanda specificatamente a Toscano dopo Cosenza. Credo che poi Jimenez quest'anno sarà utilizzato soprattutto da trequartista, quindi è stato veramente un'emergenza metterlo in mezzo al campo. Quindi Toscano ha altre idee, vuole giocare con i 2 mediani di quantità e ha 4 giocatori per questi 2 ruoli, lo abbiamo ripetuto. Sicuramente il ritorno di Quaini sarà una carta fondamentale in questo caso. Fondamentale. Io vorrei fermarmi un attimo sul Catania, diamo uno spazio sul Catania e andiamo invece a parlare del Siracusa con il nostro Marco Petrolito, che mi sembra che sia collegato
con noi, lo vedo, sì già. Marco, intanto buongiorno, buon pomeriggio, anzi ha parlato oggi Turati. Io direi di incominciare da qui, innanzitutto dacci un'indicazione e poi andiamo a sentire anche uno stralcio delle parole di Turati. Ciao Marco. Sì, buon pomeriggio a voi. Quest'oggi, intorno alle 12, prima della partenza per Crotone, mister Turati ha fatto il punto, sulla sua squadra, sul Crotone, ha parlato della partita, ha evidenziato degli aspetti, oltre che psicologici, anche quelli che a prescindere dal modulo sono gli errori che il Siracusa ha commesso nelle ultime partite. Nello specifico ha fatto riferimento alla sconfitta interna di sabato scorso con il Benevento e le disattenzioni da evitare in vista del match di domani, ponendo anche l'accento sulla condotta di gara, che dovrà essere focalizzata sulla concentrazione, evitando i cali di tensione e la sofferenza che, appunto, come dicevamo, ha contraddistinto la sconfitta di sabato scorso. Andiamo a sentirlo magari. Ecco, sentiamolo subito. Ma sicuramente la condizione fisica incide non solo nel calcio ma in tutti gli sport. Chiaramente i settimana migliora. Oggi mi devo soprattutto preoccupare dell'umore della mia squadra, perché è una squadra che comunque sia sa che non ha risultati negativi, è una squadra che ha veramente sofferto, è una squadra che non ha avuto nell'ultima settimana quella serenità. La serenità dell'ultima settimana, Marco, è quella che è mancata, perché ovviamente 0 punti in classifica non possono dare certamente serenità, ma c'è dell'altro oltre la classifica che non c'è, che non funziona? Sicuramente molti sono gli appunti che sono stati posti al mister anche quest'oggi in conferenza stampa, riguardanti appunto il modulo, lo schieramento, la difesa alta, fasi difensive che in certi istanti della partita hanno lasciato a desiderare, con troppe ripartenze che il Siracusa ha subito nelle sue ultime uscite. Non a caso sono arrivate altrettante sconfitte, 2 delle 4 sono arrivate appunto con la squadra che era avanti nel punteggio, quindi qualcosa da rivedere sicuramente c'è. La speranza del tecnico è quella di recuperare i suoi uomini migliori. Si parla di Frisenna che sembrerebbe essere arruolabile, quindi partirà dalla panchina. Anche Parigini, destinato a partire dalla panchina, avrà pochi minuti sulle gambe, ma potrebbe essere utilizzato per la prima volta. Ricordiamolo, non ha ancora giocato un minuto da quando è arrivato al Siracusa, quindi entrambi i giocatori partiranno dalla panchina. C'è Puzzone che dovrebbe tornare a giocare alla destra e la difesa a 4. Insomma, ci sono tanti elementi che fanno ben sperare in vista di una gara che comunque si preannuncia molto difficile per gli azzurri, perché il Crotone, così come le formazioni che ha incontrato fino ad ora, Siracusa rappresenta comunque una squadra di rango, una squadra difficile da affrontare, soprattutto in trasferta. Certamente il Catania ne sa anche qualcosa, considerando quello che è successo in Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei rossazzurri. Il calendario del Siracusa non è stato certamente facile in queste prime giornate di campionato, tante big. Che formazione ci dobbiamo aspettare per la partita che sarà, fra parentesi, domani alle 17:30? Sì, una curiosità, schieramenti che tra l'altro quello del Siracusa e del Crotone si preannunciano verosimilmente speculari, quindi giocheranno entrambe con un 4-2-3-1, elemento questo che potrebbe essere una piccola nota o comunque a favore del Siracusa, visto che comunque finora il Siracusa ha incontrato delle squadre coperte che l'hanno punita soprattutto in contropiede, che comunque erano ben impostate e che sapevano interpretare bene i momenti della partita. Non che il Crotone non lo sia, ma sicuramente potrebbe essere questo un vantaggio, il fatto di dover fronteggiare 1 contro 1 i giocatori schierati nella stessa posizione, e comunque in un modulo che è molto simile a quello che metterà in campo Turati, che si affiderà a Bonucci tra i pali, con come dicevamo Puzzone che giocherà sul settore destra della difesa. Al centro ci saranno Bonacchi e Pacciardi, qualche spiraglio per Falla che potrebbe sostituire proprio Bonacchi, si deciderà all'ultimo. Sulla sinistra invece agirà Iob, così come è avvenuto sabato scorso a Benevento. Al centrocampo saranno Candiano e Ba, nonostante la prestazione non convincente di sabato scorso che viene riproposto da Turati, a sostegno del tridente composto da Guadagni, Limonelli e Valente, che sosterrà l'unica punta di ruolo, che ancora una volta sarà l'attaccante brasiliano Capagni, che lo ricordiamo ha segnato all'esordio, ma anche nelle ultime 2 partite non è riuscito ad esprimersi, magari servito poco e male dai suoi centrocampisti. Grazie Marco, ci ritroviamo alla prossima. Grazie a voi. Ci rivediamo chiaramente venerdì con te su Preview per le tue cronache, chiaramente anche sul telegiornale. Io ritorno da Ermanno perché andiamo a concentrarci sul Catania, ritorniamo a parlare della partita con il Sorrento, i duelli persi in difesa. Abbiamo accennato un po' questa situazione
durante la trasmissione, ma lo facciamo da lunedì durante Corner. I duelli persi che sono stati la linea di discontinuità rispetto al recente passato. Sì, sai, molte volte quando si sente parlare i tecnici o i giocatori o ex giocatori parlano sempre, no, dell'importanza di vincere anche ogni singolo duello in partita, e qui è quello che forse alle volte è mancato un pochettino ai giocatori del Catania, che effettivamente di duelli ormai, giocando con quel tipo di approccio tattico, ne stanno affrontando tanti. Qua vediamo un 1 contro 1 perso da Gherardi nella partita contro il Monopoli, dove viene saltato di netto da Tirelli, però un 1 contro 1 in qualche modo in scappata ci può stare l'1 contro 1 perso in questo caso. Qui vediamo invece l'1 contro 1 perso da Martic, il Catania che a Cosenza ha corso tantissimo, è scappato sempre verso la propria porta. Qui è molto bravo Mazzocchi a fare fuori Martic. Martic arriva forse con un po' troppo di ruenza in una zona di campo dove bisogna temporeggiare, e qua quello di cui parlava prima il mister, un 2 contro 1 che devi in qualche modo sfruttare in maniera totalmente diversa. Poi loro ripartono con il loro funambolo d'eccellenza, però aveva già quasi previsto tutto il mister, vincere il duello, soprattutto quei duelli che non sono degli 1 contro 1 ma sono dei 2 contro 1, quindi dove hai una superiorità. Non ti dico che devi mettere la palla a terra e giocare in tutti i duelli, però quantomeno quella palla non la devi scoprire in quel modo e non devi regalare 70 metri di campo all'avversario, perché è quello poi che ti genera pericolosità all'avversario e che poi è difficile in qualche modo da arginare. Ed è così, diventa poi complicato ed è veramente quello che è stata veramente la differenza. Quello fa la differenza, Marco, ma i duelli persi domenica da Gherardi e da Di Gennaro contro Mazzocchi e Florenzi hanno fatto la differenza. L'unico che ha tenuto botta secondo me nella fase difensiva è stato Pieraccini, che ha ben contenuto Ricciardi. Per il resto tanti duelli persi il Catania non si può permettere, con i difensori che ha, che sono forti veramente, di perdere questi duelli. Ecco perché mi permetto di fare una considerazione. Già al 20esimo, 25esimo il Catania aveva ammonito Di Gennaro, Gherardi è stato ammonito poco dopo. Forse l'errore, no, in qualche modo è non aver cambiato atteggiamento tattico in quel momento lì della gara. Cioè il Catania, capendo che con 2 giocatori soprattutto della linea difensiva sono ammoniti, stanno facendo fatica, ti abbassi un pochettino, aspetti un pochettino l'avversario, concedi la prima costruzione, fai un blocco medio-basso comunque di attesa e poi cerchi di ripartire. Forse più che la scelta di Gimenez, secondo me anche questo potrebbe essere un piccolo, se lo vogliamo chiamare così, errore di Toscano nel non aver letto la partita forse nel modo corretto, ecco, se si parlava di errore. Quello che ci dicevano da casa, no? Dopo 20-25 minuti si era capito, e l'aveva capito ovviamente anche Toscano, le difficoltà rossazzurre. Torno da te fra poco per la fase di possesso invece del Catania. Prima voglio andare dal collega Antonino Siniscalchi del Mattino che segue il Sorrento. Antonino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, che partita ci dobbiamo aspettare? Si diceva qui, Antonino, che l'ha detto anche Toscano oggi, un punto solo per il Sorrento, ma la classifica non dice realmente quello che il Sorrento ha espresso in queste prime 4 giornate. La classifica è bugiarda, perché giusto il pareggio 1-1 nel derby iniziale con la Cavese, male a Foggia, però meglio sicuramente con Trapani e Salernitana, pur non avendo raccolto nessun punto. È una squadra ancora evidentemente che deve trovare una propria identità. Certo è stato difficile trovare la via del gol per il Sorrento, per fortuna ci è riuscito Sabatani contro la Salernitana, che nel primo tempo ha portato in vantaggio il Sorrento. Poi purtroppo c'è stata la rimonta della Salernitana, ma la cosa che fa più rabbia è sbagliare un rigore al 91esimo concesso al Sorrento dopo una verifica alla Moviola. Purtroppo il Sorrento non ha i punti che avrebbe meritato. Se mi chiedete che partita sarà domani, il Sorrento a questo punto, non avendo nulla da perdere, ha tutta l'opportunità di venire a Catania e fare la sua partita, come l'ha fatta sia col Trapani che con la Salernitana. Possibilità di schierare quali tipo di giocatori, formazione pressoché confermata, Antonino, rispetto a quella che abbiamo visto ad esempio nell'ultima partita con la Salernitana?
sicuramente una formazione che si delinea col 3-5-2 come ha giocato a Salerno, anche perché la punta di diamante tra virgolette di questo Sorrento è Bolzius, ma ancora in fase di recupero dopo un grave infortunio subito a gennaio del 2025. Questa è dunque la formazione che vediamo in grafica, poi la rivedremo anche alla fine della trasmissione, la possibile formazione del Sorrento. Io ringrazio Antonino Siniscalchi. Antonino, ci ritroviamo magari per la partita di ritorno. Un saluto. Quando volete, buon pomeriggio. Schierati ma non di parte. Questo è giusto. Antonino Siniscalchi ci ha dato la formazione anche del Sorrento, schierata la formazione, non lui ovviamente, questo è fuori di dubbio. Ritorno invece da Ermanno, prima di andare ancora da Anna, perché dicevamo della situazione invece di possesso del Catania. Incursione centrale che è riuscita anche a Cosenza. Sì, ti faccio vedere, prima un telespettatore parlava di Corbari, qua invece Corbari che fa un'ottima riaggressione alta, feroce, una delle sue caratteristiche, ha questo strappo, riesce a rubare palla, e poi quello che ti dicevo prima, no? Lunetta è imprevedibile, non gli devi dare una posizione, non lo devi identificare in un ruolo, lo devi lasciare libero, e qui è molto bravo a ricevere questo filtrante dentro e a fare gol. Qui è una giocata invece che avevamo visto pure settimana scorsa, dove Donnarumma cerca molto da dentro a fuori, ricerca molto il dentro e ricerca tanto Forte. Qua Forte è bravissimo sul controllo e sulla protezione della palla, si crea un 2 contro 1, lui è molto bravo a tenerla, un po' sfortunato secondo me nel tiro, però ti ripeto, ti faccio vedere delle note positive, perché non tutto, come ha detto benissimo Toscano, è da buttare, no? Della partita col Cosenza. Le note positive c'è questa riaggressione di Corbari e queste giocate, questi principi che stiamo rivedendo, sia questa ricerca degli esterni per entrare dentro, o degli esterni che ricercano gli altri esterni per poi andare a finalizzare. E poi la stessa, una delle clip che avevi fatto vedere sì, anche prima della partita. l'avevamo fatto vedere, sì, esattamente, l'avevamo visto contro il Monopoli, questa ricerca da braccetto esterno, wingback come lo chiamano adesso i telecronisti moderni, è giocata dentro verso il vertice offensivo, su palla aereo, come in questo caso su palla bassa, per poi ricercare uno scarico, un rimorchio e poi andare dentro. Era il momento migliore della partita del Catania, no? Poi è successo quello che hai detto tu, Carlo, Sì, tu eri lì in telecronaca con Angelo Patanè. Se avesse fatto gol Forte, che secondo me lì deve prendere la porta, poi se è bravo il portiere, perché sei a 10 metri con la palla che ti rimbalza, poteva fare meglio. Bellissimo il suo movimento, la protezione, stop orientato di petto veramente da grande attaccante. La conclusione, lasciamelo dire, doveva secondo me fare di più, prendere la porta. Sarebbe stato il gol del 3-2 che poteva riaprire ulteriormente. Poi è strano per un giocatore come lui, che comunque fa della qualità tecnica, soprattutto in quei 16 metri di cui parliamo tanto. Esatto. Non ti aspetti che arriva lì. Mi aspettavo forse con l'interno, la metteva sul primo palo, l'appoggiava delicatamente, o incrociava, sì, anche perché ce l'aveva sul sinistro. In questo, secondo voi, manca al Catania Caturano? Cioè Caturano Caturano in quella situazione avrebbe punito la difesa avversaria? Ma anche Forte, appunto. Anche Forte, lui è un predatore, a 16 metri è uno che sa vedere la porta, la vede benissimo. Ha preso la traversa, fra parentesi. Non l'ha mandata in cielo, ha preso la traversa. Sta anche, non aver fatto gol. Dai. Sicuramente è arrivato non solo stanco, ma è arrivato anche un po', lasciami il termine, frustrato, no? Aveva toccato molti pochi palloni, tutti sporchi, sai quando l'attaccante dopo 60 minuti, 70 minuti tocca un pallone, 2 palloni dentro aria, poi quando c'ha l'occasione non sempre è bravo, è lucido, è cinico a metterla dentro, quindi possibilmente lo scusiamo così. Sì, anche perché di movimenti ne fa tanto, di movimento ne fa tanto. Deve rifarsi domenica, Marco, sabato. Deve rifarsi domani. Concentriamoci su domani. Anche i tifosi sulla partita con il Sorrento, che è veramente importantissima. Vediamo se lo fanno anche attraverso i messaggi con la nostra Anna. Ancora di infortuni. Salvo ci scrive: il mio pensiero è che siamo alle prime partite, già ci sono molti infortuni. Come mai? Forse il preparatore sta forzando un pochino? Invece Lino scrive: buon pomeriggio, con tutto il rispetto per il professionista Sapienza, ditegli che l'obbligo di dare tutte le delucidazioni in merito agli infortuni è il minimo nei confronti di una piazza che sacrifica tempo e risorse economiche per seguire la squadra sempre e comunque. E ancora Antonio: a mio parere si è notato che mister Mimmo, un
tantissima confidenza, non ha gradito la prestazione e l'atteggiamento di Jiménez. Penso che domani non lo vedremo in campo. Chiedo a breve se Cicerelli è utilizzato al meglio da parte di Toscano. Quante domande? Partiamo da Cicerelli. Sì. Sì, utilizzato al meglio. La sì. mattonella è quella di Cicerelli. Lui agisce da tre quarti a sinistra, si allarga molto perché è molto bravo a puntare nell'1 contro 1. Mi aspetto da lui, nelle gare come quelle di domenica, di avere una leadership maggiore, proprio frustare un po' anche i suoi compagni e dare la carica. Deve essere lui un leader carismatico, deve farlo di più. Mi aspetto che la prossima volta prenda la squadra in mano. Sì. Esatto. Su Jiménez, lo sapete, Toscano tante volte ne parla, no? Di Jiménez, di che cosa vuole da lui, soprattutto l'ha fatto l'anno scorso, quest'anno meno. Quest'anno su Jiménez ha detto quello che ha ripetuto anche oggi in conferenza stampa: non è un singolo che incide sulla partita. È chiaro che quella è stata la sua scelta, una scelta su cui abbiamo discusso, su cui si è discusso tanto a partire da lunedì, ma che chiaramente non cambia quello che è l'ordine dei fattori. Sugli infortuni ci piacerebbe saperlo, chiaramente, se la situazione è legata a un lavoro più intenso degli infortuni. Certo, una contusione non c'entra niente con il lavoro più intenso, se così, visto che questo è stato il report pubblicato dal Catania. Oggi se ne è parlato anche durante la conferenza stampa, proprio anche con l'intervento del responsabile della comunicazione Beppe Sapienza durante la conferenza. Io andrei a vedere le statistiche a confronto per chiudere l'argomento legato anche all'avversario del Catania. In grafica le statistiche del Sorrento e dei rossazzurri per andare a verificare quelle che sono le differenze, no? Come ci piace fare, Ermanno. L'altra volta avevi trovato anche la situazione legata a situazioni positive. Sì. In attacco e in gli indici di pericolosità offensiva e difensiva. Sì, questa volta invece non ho voluto mettere nessun indice offensivo e difensivo perché non rispecchia tanto quelle che sono le differenze, secondo me, tra le due compagini. Vediamo dalla schermata, se la regia ce la può mandare, vediamo le differenze chiavi che poi ci sono tra Catania e Sorrento, che stanno principalmente alla base. C'è il valore di mercato, che ovviamente è diverso. Il valore di mercato della rosa del Catania è 7,4 milioni, mentre quello del Sorrento... Se riusciamo a mandare la grafica, se no lo facciamo dopo la pubblicità. Eccola qua. Sì, stavo dicendo proprio questo. Il valore del mercato di Sorrento si aggira intorno ai 5 milioni. Poi vediamo le differenze soprattutto sui dati, no? I dati che emergono sono 12 gol fatti dal Catania, solo 2 del Sorrento, 4 gol subiti dal Catania in una partita sola, mentre il Sorrento ne ha subiti 5 in questo inizio gara e in questo inizio campionato, scusate. E poi l'età media che mette, diciamo, i poli opposti quasi, diciamo, per modo di dire, perché il Catania ha un'età media di 28 anni, è la 20ª, quindi l'ultima squadra per età media del suo girone, mentre il Sorrento è una squadra molto giovane, 23,5 l'età media, è la quarta forza del campionato sotto questo aspetto. Poi ovviamente gli obiettivi stagionali sono differenti. Il Catania cerca la promozione, il Sorrento cerca una salvezza quanto più tranquilla possibile. La cosa che mi piace riguardare sono il posizionamento dell'anno precedente, dove il Sorrento è arrivato 14esimo, ma comunque ha dato molto filo da torcere a molte squadre, quale anche il Catania nella prima di andata. Ovviamente ha perso quelli che sono i suoi giocatori più importanti. Bolsius per legamento crociato, ricordiamo una rottura. Gli infortunati sono Bolsius, Spaglino e Del Sorbo, sono i tre infortunati. Anche Del Sorbo, un portiere importante. Ovviamente l'anno scorso c'era anche Di Francesco, c'era Musso, che comunque spostavano gli equilibri in maniera differente. Quest'anno ovviamente puntano su altro. E poi quelli che erano i moduli, il 3-5-2 che vedremo quasi sicuramente del Sorrento e il 3-4-2-1 che siamo ormai abituati a vedere sia al Massimino che non. Vediamo invece le altre due grafiche per chiudere questa seconda parte di preview. Andiamo a dare uno sguardo a quello che è la carriera dell'allenatore
della squadra sorrentina, vale a dire Mirko Conte, che da giocatore ha giocato anche in Serie A con discreto successo all'Inter e al Napoli, in Lega Pro ha allenato da secondo la Juventus, per quello che abbiamo messo ex di Inter e Juve, ovviamente stiamo parlando della Juve Next Gen. Lo scorso anno ha guidato nel girone d'andata la Turris, poi vabbè sapete tutto quello che è successo nella stagione scorsa a Torre del Greco. Il giocatore invece più rappresentativo, insomma l'anima della squadra, lo vediamo, è Domenico Franco, ex Messina, giocatore che ha rilevato in quel ruolo De Francesco, che lo ricordiamo tutti, giocatore di grande qualità del centrocampo del Sorrento a Catania, se lo ricordo anche per un gran gol dalla distanza. Nel primo campionato di C del Catania, nuova versione ovviamente, e poi l'anno scorso 33 presenze e 2 gol nel Picerno, ex Messina. Franco è un giocatore che comunque dà ordine, abbiamo scritto ordine e quantità, no? Giocatore rodato per la categoria, uno dei migliori play, sicuramente ha fatto una buona carriera, giocatore di grande esperienza, più un regista rispetto a De Francesco che più un assaltatore. Lui è proprio il classico metronomo che sa far girare bene la squadra. Vedremo cosa riuscirà a fare Franco nella partita di domani. Noi ci fermiamo invece, andiamo in pubblicità, ritorniamo fra poco per parlare anche del Trapani e poi ancora con qualche spunto tattico su Sorrento Catania di domani, fra poco. Eccoci qui, terza parte, sono distratto, lo sapete perché? Perché durante la pubblicità arrivano omaggi floreali nello studio di preview, ecco qui la nostra Anna che ha tantissimi ammiratori, tra cui qualcuno che si fa vedere anche con dei fiori. Giusto Anna? Sì, vi farò sapere da parte di chi sono perché ancora devo scoprirlo. Non c'è un bigliettino ma lo scoprirò. Ah, perché ammiratore segreto diciamo. Sì, proprio segreto, anche troppo. Per la nostra Anna bellissimo, il mazzo di fiori sicuramente bello che è arrivato, ripeto, durante la pubblicità. Noi torniamo a parlare della partita invece e lo facciamo attraverso Ermanno con qualche situazione tattica legata al Sorrento. Ad esempio, la difficoltà sui calci piazzati. Ok, in realtà sì, è emersa molto una certa difficoltà sui calci piazzati del Sorrento, ma mi piace farvi vedere come il Sorrento si piazza sui calci piazzati, perché vediamo 11 giocatori praticamente dentro l'area, mette doppia linea. Altro che Castello, triplo Castello. Triplo Castello praticamente sì, sono tanti giocatori dentro, un giocatore sul vertice del primo palo, un giocatore sul vertice del secondo, però vedi Marco ti ho evidenziato quello che è uno spazio che lasciano molto, che è la zona limitrofa vicino diciamo nei pressi del limite d'aria, che spesso viene lasciata vuota, vedi anche in questo caso, e poi soprattutto diciamo che il Sorrento non è molto reattivo. Diciamo che qui erano quanti? 6 contro 1? 6 contro 1 e si sono fatti prendere un pochettino il gol del Trapani. Sì, il primo gol del Trapani sono fatti prendere un po' la sprovvista. Qua vediamo invece una situazione che è sempre una palla da fermo, non è proprio un calcio piazzato, però una palla da fermo che è la rimessa laterale. Qui vedete sempre le due linee, no? il 5 più 3, su questo cross arriva la spizzata, però lì comunque i difensori a linea difensiva in nettissima superiorità devono fare qualcosa, soprattutto con uno come Inglese dentro area con palla da fermo, con palla da fermo, esatto. Inglese dentro area, io mi ci attacco con i denti sul collo di Inglese, non lo mollo più, lo strattono lo tengo, cioè. Ti ripeto mister, ho voluto evidenziare disattenzione pesante e anche poca secondo me comunicazione tra reparto, quindi ma proprio non lo guarda, non li guarda, non si parlano, non comunicano, e poi questo anche tanta poca reattività, e questo è ancora più evidente. Guardi, addirittura qua si crea 6 contro 1 contro Grandolfo, la prende proprio lui, addirittura c'è pure il portiere, quindi è una zona nell'area piccola. Qui è vedi, le squadre molte volte di Serie C, giocatori di Serie C alle volte, anche se hanno delle qualità ottime su alcuni aspetti tecnici o tattici, poi si perdono su questi piccole. Anche lì il discorso dell'attenzione, del carattere, dello stare sempre sul pezzo fa davvero la differenza, no? Nella decisione delle categorie, se sei un giocatore di Serie B o se sei un giocatore di Serie C, cambia da e l'attenzione fa tanto. Ricerca poi del quinto e chiudiamo così almeno la nostra analisi tattica sul Sorrento.
legata proprio alla ricerca dei due esterni. Sì, questo sarà una chiave che secondo me il Catania deve studiare molto bene, perché con le squadre che difendono a 3 ricercano, vedi, questa è la prima giocata, Franco, il Trapani si difendeva a 3 e mette non è questa Camarasana che fra poco sentiremo, ma Franco il centrocampista. Mette questa palla forte alle spalle della linea con l'inserimento di Crecco, che è l'esterno, il quinto a sinistra, che un mancino sa colpire bene, e qui si crea una vera e propria palla gol. Altra situazione sempre col Trapani, in questo caso è Carrillo, che vede una situazione di costruzione, di sviluppo un pochettino bloccata, visto la grande densità che creava il Trapani centralmente. Giocano fuori verso Piras, giocatore da tenere sott'occhio, un 2004 di grandissima prospettiva in prestito dal Catanzaro, che poi è bravissimo a mettere questo pallone dentro e a trovare la rete momentanea, ma in realtà poi annullata, del Sorrento. Qua vediamo Franco proprio sul gol del Sorrento a Salerno. Abbiamo detto delle sue qualità. Sì, è uno che sa giocare, uno che soprattutto ha anche la sventagliata di 50-60 metri pulitissima. Qua vediamo Piras che entra benissimo dentro il campo, gioca col destro e col sinistro, cerca questo filtrante o imbucata verso Sabatani, che è bravo con un numero a saltare il diretto avversario, a fare gol. Però vedi, Marco, quello che ti volevo dire prima, la giocata di Franco o di Carrillo, che vanno in costruzione e in sviluppo, può mettere in difficoltà il Catania. Perché queste palle sono delle palle dove o arriva il quarto, quindi o Donnarumma o Casasola, che vanno a coprire sull'esterno di parte, oppure devono essere chiuse e intercettate dai braccetti. Quindi deve essere bravo il Catania a ruotare o comunque a coprire questi piccoli spazi, questi half space laterali, in qualche modo per evitare quelle che sono le pericolosità più grandi. Secondo me dal punto di vista tattico vedremo un Catania molto simile nella gara contro il Monopoli. Perché contro il 3-5-2 secondo me si andrà a pareggiare l'uomo in mezzo al campo facendo salire un braccetto su una delle due mezzali. Cioè Pieraccini, nel caso se dovesse giocare lui. Ocelli, e dando il compito di andare su Franco a uno dei due centrocampisti centrali. Allora, siccome Franco l'abbiamo evocato più volte, noi un Franco ce l'abbiamo già detto, ed è Franco Camarasana collegato con noi per parlarci del Trapani. Franco, la partita con l'Altamura di domenica alle 15. Ciao, intanto buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio. Allora, situazione in casa Trapani. È una partita importante questa qua, perché in questa trasferta il Trapani deve confermare le note positive fatte registrare nelle ultime apparizioni, anche se ancora è un Trapani potenzialmente può fare molto di più. È una trasferta difficile perché l'Altamura, dopo un avvio incerto, 2 sconfitte, poi ha vinto contro la Catania e poi ha pareggiato contro l'Atalanta Under 23, che è una bella squadra. Non aveva Mangia in panchina perché il qualificato comunque rientra, e ripeto, anzi quasi sicuramente il Trapani tornerà con la difesa a 3 in questa occasione, perché loro giocano col 3-4-3, quindi probabile il ritorno alla difesa a 3. Ne sapremo di più domani al termine dell'allenamento della mattina, quando Aronica parlerà con noi giornalisti. Intanto Franco, prego. Franco, possiamo dare uno sguardo fra poco, mentre questa è l'ultima partita giocata dal Trapani con la Casertana, un Trapani che, lo ricordiamo, ha azzerato completamente quella che è la penalizzazione in classifica, sarebbe secondo in classifica senza questi 8 punti di penalizzazione, è atteso ovviamente poi dal derby col Catania mercoledì. Vorrei vedere, Franco, quella che può essere la probabile formazione invece della partita con l'Altamura, almeno secondo quelle che sono le tue indicazioni attuali, poi chiaramente domani c'è la rifinitura. Infatti dicevo, domani vedremo dopo la rifinitura. Incerti sicuramente sia Pirnegro in difesa, usciti anzitempo nella partita contro il Potenza, però rientrano Salines, che era assente nell'ultima partita perché il gioco prima gli era nato il primogenito, e poi perché rientra Giron, giocatore importante che ha scontato la squalifica. Uno sicuramente assente sarà la Sorsa, che in allenamento ha rimediato una distorsione alla caviglia, quindi si può azzardare una probabile formazione. Io direi un 3-4-2-1 con Galeotti tra i pali, poi Salines, Stramaccioni che ha fatto l'esordio positivo nell'ultima partita, e poi Girona a sinistra, i 3 di difesa. Poi a centrocampo Kirwan a destra, Celeghin, Di Noia e Benedetti. In avanti Canotta e Fischnaller a supporto di Grandolso.
potrebbe esserci qualche altra novità, perché in vista della partita con Catania è probabile che Aronica faccia riposare contro l'Altamura qualcuno di quei giocatori che hanno disputato per intero le 4 precedenti partite. Ma questo, ripeto, lo sapremo soltanto in occasione della partita. Esatto. Grazie Franco, buon pomeriggio di nuovo. Alla prossima con Preview. Ciao Franco Cammarasana. Allora io torno invece da Anna perché voglio sapere se ci sono altri messaggi. Intanto mi sa che ne è arrivato qualcuno anche a te, forse sì, non è più segreto l'ammiratore. No. Va bene. No, per privacy non lo diciamo. Ci chiedono, perché ci hanno preso gusto con questa intelligenza artificiale e chiedono, vorrei chiedere all'intelligenza artificiale se Toscano è sereno. Ok, benissimo. Chiederemo anche questo, ma colgo l'occasione per darvi il pronostico sulla partita di domani che finirà, secondo l'intelligenza artificiale, 2-0 per il Catania. Abbiamo anche la grafica in questo senso, vediamo se la possiamo mostrare, e quella anche con i precedenti del Catania con il Sorrento. Con gol di Forte e di Gennaro. I precedenti al Massimino sono nel 2024 4-0, 2023 0-1 e ancora 2023 2-0. Queste invece sono le ultime partite del Sorrento giocate, cioè le 4 giocate in campionato fino ad ora, lo 0-0 con la Cavese, eccoli qua, vedi che si alternano entrambi, restiamo lì però, poi andiamo sull'altra, 0-0 del Sorrento, unico punto conquistato nella prima giornata di campionato con la Cavese, poi sconfitta con il Foggia, sconfitta di misura con il Trapani, sconfitta di misura con la Salernitana, il risultato fa un punto in classifica. Invece l'altra grafica, che eccola qua, con il 2-0 sull'intelligenza artificiale, Anna, che dicevi in precedenza, anche se non ci ha preso l'intelligenza artificiale con il Cosenza. No, l'ultima volta no, però c'è qualcuno che ci ha preso venerdì scorso, perché ci scrivono: buon pomeriggio, complimenti al giovane analista che venerdì scorso aveva pronosticato che Florenzi del Cosenza doveva essere controllato perché avrebbe procurato dei guai, e così è stato, quindi bravo Ermanno. Bravo Ermanno, il giovane analista. Adesso col baffo. Il giovane analista con i baffi. E la giacca. Esattamente, bravo Ermanno, noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo fra pochissimo perché parliamo di calcio 5, di futsal, parliamo anche di pallavolo e poi vediamo le probabili formazioni della partita del Massimino. Fra poco. Mentre ci interrogavamo sui fan della nostra trasmissione, soprattutto di Anna e di Ermanno, non per noi Carlo, ma insomma sei giovani, no? Abbiamo dato. In questo caso andiamo a vedere un pochettino, occupiamoci di altri sport nella fase finale della nostra trasmissione. Innanzitutto sapete che c'è la World Winners Cup, stiamo parlando di beach soccer a Catania, la squadra catanese è stata eliminata, non è arrivata agli ottavi, ha perso 2-1 contro il Rostocker Robben, squadra tedesca, non si è qualificata agli ottavi. Ricordiamo che il Catania Beach Soccer è campione d'Europa in carica. Parliamo invece della Meta Catania, che è campione d'Italia di futsal e ha avuto l'esordio vincente nella prima gara ufficiale della stagione. Stiamo parlando di Coppa Divisione, ha vinto con la Cireale 5-2. Noi ci andiamo a sentire le dichiarazioni del direttore generale Angelo Finocchiaro. Sentiamo. Stiamo svolgendo una fase di preparazione piuttosto delicata, perché 8 tredicesimi della nostra squadra è stata convocata dalle rispettive nazionali. Per noi è un momento di orgoglio poter fornire 8 giocatori alle relative nazionali, sia la nazionale A che la nazionale Under 19 italiana. Ovviamente avremo un inizio di campionato conseguentemente un po' complicato perché patiremo le squalifiche della passata stagione e conseguentemente una fase di preparazione un po' complessa dettata anche dalle assenze, ma siamo sicuri che col lavoro svolto dal mister, ma soprattutto i giocatori che scenderanno in campo scenderanno con la massima dedizione, la massima determinazione per raggiungere i risultati. Siamo consapevoli che la società è consapevole che la miglior meta la vedremo, e la meta al completo, che ha lavorato al completo, la vedremo dal metà ottobre.
Metà ottobre è un momento anche importante perché poi si entra nel vivo di quello che è il campionato di futsal, lo ricordiamo con la squadra catanese che è campione in carica e che deve difendere questo tricolore doppio. Andiamo a parlare invece, lo facciamo spesso, della nostra squadra di A2 di pallavolo, la Sviluppo Sud, che si prepara al campionato, anche in questo caso quarta settimana di preparazione, qui si incomincia anche in questo caso a metà ottobre, i carichi si fanno sentire e noi sentiamo invece il centrale Gitto della squadra della Sviluppo Sud, sentiamo cosa ha detto. Come hai detto tu è la quarta settimana e stiamo lavorando ancora intensamente, quindi si sentono i carichi. Entriamo in una settimana dove faremo i primi test a livello di gioco, sicuramente non ci sarà brillantezza a livello tecnico, però cercheremo di esprimere al meglio il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, sapendo che comunque deve essere preso con le pinze, perché stiamo dando priorità al lavoro fisico. Sicuramente vi posso dire che sarà una stagione divertente, abbiamo secondo me un'ottima squadra, un ottimo mix tra esperienza e gioventù. Al momento ci stiamo divertendo molto in campo nonostante i carichi di lavoro. Secondo me sarà un bello spettacolo e credo ne valga la pena, quindi vi aspettiamo tutti al palazzetto. Ci auguriamo sicuramente che sia un bello spettacolo, quello della pallavolo. Certo, riflettevo sentendo queste dichiarazioni che le preparazioni stagionali degli altri sport sembrano quelle del calcio di qualche decennio fa, no? Con una maggiore attenzione, più serenità, tutti tranquilli. Invece nel calcio già è difficile riuscire a stare sereni durante il ritiro. Sai quando 20-30 anni fa tutti erano campioni d'Italia, no? Durante le fasi di preparazione al campionato, adesso non è più così. È chiaro che ci sono dei fenomeni, soprattutto i media, che i social che vanno a interferire con i club, con i calciatori, e quindi è chiaro che non si ha questa tranquillità che magari si aveva tanti anni prima. Non si ha certe volte la serenità di preparare al meglio la stagione, quello che sicuramente ha fatto il Catania. Andiamo a vedere quella che è la probabile formazione rossazzurra. Ci sono delle alternative, ve le diamo chiaramente, ma intanto andiamo a vedere quella che inquadriamo in grafica con Jimenez, che sarebbe, a quanto sappiamo, è stato provato lui sempre in quel ruolo insieme a Cicerelli dietro forte. Dunque ci potrebbe essere la possibilità di una staffetta con stoppa, ma probabilmente non dall'inizio. La vera staffetta, e questa veramente sono stati provati entrambi, è a centrocampo. Abbiamo messo Quaini, ma avremmo potuto mettere Di Tacchio, la stessa cosa, perché entrambi i giocatori sono stati provati anche nella giornata odierna, per cui entrambi sono giocatori che possono scendere in campo dal primo minuto. Per il resto dovrebbe essere così, con la possibile alternativa fra Pieraccini e Celli, ma con Pieraccini che dovrebbe avere la meglio, e Lunetta che potrebbe ancora partire dalla panchina. Questa è la possibile del Catania con queste alternative tattiche che vi abbiamo dato. Vabbè, è chiaro che hai detto un po' tutto. Celli potrebbe sicuramente subentrare a Pieraccini e quindi magari alternarli tra domenica e mercoledì, e poi ci può essere il dubbio sicuramente tra Quaini e Di Tacchio. Questo è certo, è un ballottaggio certo. È un possibile impiego dall'inizio di Lunetta, sì, magari per Jimenez, per un attimino mettergli un po' di pepe, per metterlo cambiare un pochettino in competizione. Ci può stare che in questa gara possa cambiare qualcosina, ma l'ha detto tra l'altro in conferenza che cambierà qualcosa. Cambierà qualcosa, e per cui questo possiamo attenderci. Certamente quello che cambia lì a centrocampo, perché giocherà uno fra Quaini e Di Tacchio che non è partito nella partita, esatto, con il Cosenza. Andiamo a vedere invece la partita con il Sorrento per capire un po' quello che è il 3-5-2, l'abbiamo già visto nel collegamento con Siniscalchi del mattino. Di Somma e Carillo e Fusco lì davanti a Rasser, e poi Pira, Scangianiello, Franco, Cucurullo e Crecco a comporre la linea dei 5, con l'attacco con Dursi e Sabatani. Queste dovrebbero essere le scelte di Conte per una formazione quasi del tutto simile uguale a quella vista nei primi 11 nei primi minuti con la Salernitana. E occhio a Dursi, perché è un giocatore estroso, è una seconda punta che è stato a Crotone, a Catanzaro, ex Gubbio,
è un giocatore funambolico che calcia molto bene, infatti tutti gli angoli e i calci piazzati sono affidati a lui, giocatore da tenere d'occhio. Andiamo a vedere quella che è la cinquina arbitrale, ormai un tempo si chiamava la terna, poi la quaterna col quarto ufficiale, adesso c'è anche l'operatore FVS con Dario Di Francesco, Ostia Lido la sezione, e poi gli assistenti Macripò e Nigri, il quarto ufficiale Madonia e l'operatore del football video support che abbiamo imparato figura che abbiamo imparato a conoscere da quest'anno, così come la realtà del video support. Carlo, ci vediamo domani allo stadio? A domani. Grazie Marco ancora per l'invito, ci vediamo domani. Tu sei ospite fisso, buon pomeriggio a tutti. Ospite fisso di questa trasmissione, ormai non ti invito più, cioè proprio vieni e Mi trovi qui seduto già. vieni e basta. Così come Ermanno, grazie Ermanno, com'è che l'hanno definito l'analista? Giovane analista. Ah, il giovane analista, con i baffi abbiamo detto. Ciao Ermanno, grazie. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. La nostra splendida Anna, ciao Anna, grazie anche a te. Ciao Marco, grazie a te, grazie a voi per averci seguito, grazie al mio ammiratore segreto. Noi ci vediamo domani allo stadio e poi vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30. Grazie Anna ancora, noi vi ricordiamo gli appuntamenti con Telecolor a partire da domani alle 17, mezz'ora prima dell'inizio della partita con diretta stadio, poi invece lunedì si tornerà con anteprima corner registrata della partita con il Sorrento e noi, come ha detto Anna, ci rivediamo venerdì prossimo. Ciao!